Vediamo adesso come va. Non sto capendo, ragazzi, ma perché non riusciamo ad alimentare tutta la nostra città? Vediamo quello che succede, aumentiamo un attimo la velocità. Perché siamo tutti senza energia? Vediamo, forse sta arrivando piano piano. Vediamo un po', forse dovevo solo aspettare qualche attimo. Ah, ok, dovevo solo aspettare qualche attimo. Scusate per il mio silenzio, ma proprio non riuscivo a capire, non sapevo che cosa sta succedendo qui. Cioè, vedevo questa specie di striscia qua, luminosissima. Quindi abbiamo collegato finalmente il nostro reattore a fusione. Quindi se adesso io andassi a eliminare la centrale a petrolio non ci sarebbe alcun problema. Quindi per esempio se la chiudiamo, vediamo cosa succede. Infatti non c'è più alcun problema, ragazzi. Possiamo finalmente distruggerla. Perfetto, così l'economia ritorna in positivo. Eliminiamo questi. E qui vediamo un po', la situazione con l'energia va più che bene. Il control net, vediamo un po' dov'è, cosa succede. Il deposito è pieno. Qui i camion sono quelli che sono. Dobbiamo migliorare la produzione di Omega. Allora, vediamo un pochettino. Abbiamo, io cancellerei questo elemento, questa catena di montaggio per i droni, e andrei a mettere un'altra catena di produzione Omega. Ok. E così vediamo di regolamentarizzare un po' la situazione. Oh, fantastico. Gli edifici adesso cambieranno. Ok, si stanno anche espandendo a livello tecnologico. Vediamo adesso di migliorare la situazione con la sanità, se ce n'è di bisogno. Vediamo un po'. Dov'è? Eccolo. Andremo a mettere un ospedale al posto di questa vecchia clinica. Perfetto. Eliminiamo anche questo vialetto e andiamo a mettere un bell'ospedale di tutto rispetto. Vediamo se ci entra. Purtroppo no. Dobbiamo cancellare anche questi. Ma credo che aumenterà il livello. Vediamo un po'. Infatti aumenta il valore del terreno. Vediamo un po' dove lo possiamo andare a posizionare. Questa è una posizione un po' strana perché potete vedere che non possiamo espanderci per bene. Quindi lo dobbiamo andare a mettere proprio in una zona a parte. Vediamo un po'. Per esempio in questa zona qua lo possiamo posizionare. Per esempio qua. E qui andiamo a posizionare nuovamente i nostri vecchi parchi. Ok, adesso dovremmo essere a posto. Qui possiamo collocare qualcosa di interessante, come vediamo se possiamo mettere una stazione degli autobus. Purtroppo no. Però qualcosa di interessante la possiamo mettere. Questo va più che bene. La casa del sindaco. Per adesso niente, ragazzi, andiamo a mettere solo delle piccole abitazioni. Vediamo un po'. Aumentiamo la nostra velocità. Ok. Allora, la richiesta di Omega è alta, ma l'attuale produzione non è sufficiente. Fabbriche Omega Go, catene di produzione addizionali aumenteranno il tasso di produzione. Quindi, a quanto ho capito, ci serve una produzione avanzata dell'Omega Co. Ma vedo che le nostre industrie, eccole qua, riescono. Cioè, abbiamo tante industrie, però saranno 2 o 3 le industrie che non ricevono abbastanza Omega. Vediamo qua, stiamo ricercando appunto il nostro fantastico la nostra accademia a livello 2. Vediamo un po'. Io qua andrei a posizionare l'ottimizzatore della spazzatura. Abbiamo detto che brucia la spazzatura, però ovviamente senza inquinare parecchio. Quindi attenzione, dei negozi di alto livello. Vediamo un po'.
abbiamo sempre questo problema delle acque reflue. Adesso finalmente possiamo utilizzare il nostro sterilizzatore delle acque reflue. Purtroppo lo spazio non è molto, però possiamo arrangiarci da qualche parte. Per esempio, se andassi ad eliminare io questa centrale eolica, anzi andiamo ragazzi a vedere una cosa. Purtroppo l'energia è quella che è e adesso noi facciamo... Vediamo. Ah, aspettate, che cosa c'è? Control net richiesto. Manca control net. Manca control net, attenzione. Quanto control net abbiamo? Meno... Perché questo control net? Allora, con calma. C'è un po' di control net dalla regione. Vediamo di prenderlo a tonnellate. Ok, non ho capito solo come generiamo il control net. Media dei lavoratori. Ah, ho capito. Quindi è importante avere anche dei lavoratori ad alto reddito. Vediamo un po'. Perfetto. Finalmente inizia a lavorare per bene. Vediamo di aumentare ragazzi il reddito nella nostra città. Questa zona convertiamola tutta in alto reddito. Per farlo io aggiungerei delle piazze, per esempio in queste zone. I vecchi parchi dobbiamo convertirli. Questa zona a basso reddito. Infatti facciamo così ragazzi. Facciamo proprio così. Questo via. E qua gli mettiamo delle zone proprio... rendiamo questa zona tutta ad alto reddito. Con le svariate migliorie. Una qua. Una qua. Una qua. E gli mettiamo anche... Vediamo un po'. Un altro piccolo parco qui. Ci andiamo ad espandere sempre più. Ok. Possiamo eliminare anche questo parco, questo campo da baseball e questo edificio atletico per mettere anche qualcosa di più formale. Per esempio un anfiteatro. Bellissimo. E riusciamo finalmente a far espandere queste persone. Allora, in teoria, con tutti questi lavoratori ad alto reddito, riusciremo ad avere ottime possibilità, vediamo un po', ottime possibilità, come dicevo, di produrre control net dalla nostra accademia. Vediamo un po' come va il control net nell'accademia. Vediamo. Siamo per adesso sullo 0, perché ovviamente lo acquistiamo dalla nostra regione. Però, visto che ci sono questi problemi di il reattore... Che cosa? No. Il reattore a fusione è pronto per essere ricaricato. Il reattore a fusione richiede una carica di energia da un'altra fonte per essere avviato. Piazza un'ulteriore centrale elettrica o acquista energia. Ah, ho capito ragazzi. Quindi, in pratica, era come pensavo. Dobbiamo necessariamente avere un'altra fonte di energia. Quindi questo, in pratica, serve a poco, a quanto ho capito. Quindi, adesso facciamo così noi. Facciamo così. Basta. Quando uno dice basta, e basta. Quanto abbiamo? 145.000 dollari. Facciamo così. Qua ci stiamo andando a espandere. Facciamo così. Pausa. Via la centrale eolica. Recupereremo qualcosa in budget, se non sbaglio. Vediamo un po'. Cosa c'è qua in mezzo? C'è una strada qua in mezzo. Allora ragazzi, abbiamo mandato avanti un cambiamento in un periodo davvero strano, perché abbiamo mandato avanti le costruzioni di nuove abitazioni. Io andrei a mettere questa centrale dell'acqua qui, questa pompa dell'acqua. Gli aggiungerei anche un'altra pompa da questa parte. Sì, il nostro reattore nucleare, vediamo se riesce a galoppare per bene. Vediamo un po'. Dovremmo partire a breve ragazzi. Speriamo bene. Speriamo bene.
Che succede? Ehi, che succede qua? Ce ne stiamo andando in fiamme. Meno male ci sono i nostri pompieri. Allora, ragazzi, dai, vediamo un po' se ci riusciamo a mettere in gioco. Il livello di istruzione è al 3, quindi io dico che con la centrale nucleare siamo a posto. La città ha bisogno di energia. Vediamo a quanto siamo. Il reattore è pronto. Iniziamo finalmente a bombardare gli atomi di uranio. Se io andassi a non comprare più energia dall'estero, vediamo come ci troviamo qui. Andiamo, vediamo. Siamo sotto di qualche... Ok. Completa il progetto ricerca universitaria. Creiamo un altro reattore secondario. Olè, da questa parte. Così siamo belli tranquilli. Abbiamo anche il livello di radiazioni sicuro. Così ragazzi siamo a posto. Qui stiamo depurando le nostre acque. Che cosa succede qua in mezzo? Abbandonato, non si sa perché. Vediamo qua in mezzo. Via dalle scatole. Allora, stiamo rinnovando tutti questi edifici. Altri 7 edifici abbandonati per via dell'incendio che è andato a diffondersi in tutta questa zona. Addirittura anche qua Omega insufficiente. Altri 2 edifici abbandonati che non vedo. Ecco un altro qui. Vediamo un po', altri edifici abbandonati. Ce n'è uno piccolino, non lo vedo. Però le nuove industrie le stiamo mettendo in piedi. Quindi l'Omega dovrebbe ritornare a breve. L'Omega sta finendo. Io quasi quasi vado a creare una nuova fabbrica di Omega. Spiegatemi però ragazzi il significato di questa centrale a fusione. Cioè io non vedo una grande utilità in questa centrale a fusione. Cioè che cosa fa? In pratica questa centrale a fusione... Che fa? Genera quantità di energia pulita a un costo enorme. Per iniziare il reattore a fusione richiede un determinato quantitativo di energia. Cioè, a che cosa ci serve questa centrale a fusione se noi dobbiamo ricaricare le sue batterie, se invece abbiamo una bella centrale nucleare per esempio qui? Non riesco a capirlo. E infatti ragazzi nel prossimo video voglio una spiegazione di... Anzi, voglio una spiegazione di questa centrale a fusione. Se la spegniamo ovviamente guadagniamo un sacco e io andrei ad eliminarla a questo punto perché non riesco a capire il suo significato. E vediamo un po' adesso di sostituirla con qualcosa di più interessante. Per esempio qui c'è ottima acqua da poter prelevare. Un depuratore delle acque reflue. Io andrei a mettere ragazzi la centrale per il riciclaggio. Cos'è questa? No, una centrale del riciclaggio. Vediamo se la possiamo mettere qua o qua. Vediamo un po'. Sì. Allora, mettiamo una centrale del riciclaggio qui. Vediamo di riciclare tutto per creare... Abbiamo detto plastica. E leghe. Purtroppo non c'è più spazio, però va bene così. Aggiungiamo un paio di camioncini. 1 2 Ok. E a breve convertiremo questi nostri edifici in edifici ad alta tecnologia. Va bene. Vediamo adesso di mettere anche da questa parte il nostro sterilizzatore delle acque reflue che utilizza ControlNet vicino ovviamente alla centrale nucleare. Perfetto. Questo vecchio lo andiamo a cancellare. Aspettate.
funziona. Quindi questo, ragazzi, lo possiamo chiudere per adesso. Vediamo. Aggiungiamo ovviamente dei nuovi serbatoi per sterilizzare. Ah. Vediamo. Il problema è che non entrano in funzione. Vediamo un po'. Eccole qua. Perfetto, ragazzi. Ok. Io andrei a mettere adesso una scuola professionale proprio in una zona dove le industrie ormai non possono più espandersi per via dell'alta densità, scusate, dello spazio molto esiguo. Per esempio io vorrei metterla in una zona per aumentare ovviamente. Ecco, per esempio se lo mettiamo qua in mezzo davvero riusciamo ad influenzare molto le industrie. Quindi questa scuola professionale la possiamo mettere qui. Questa, eccola qua. L'ho fatto. Perfetto. Non c'è spazio sufficiente per aumentare la densità, amico mio, lo so. Questa è chiusa per l'omega insufficiente. Adesso, ragazzi, il livello di istruzione aumenterà e miglioreremo anche a livello tecnologico. Così potremo posizionare delle nuove fabbriche di processori e riuscire quindi finalmente a ottenere questi dannati droni per continuare sempre a migliorarci. Qui addirittura c'è uno spazio libero, abbiamo $1.000.000. Ci becchiamo, ragazzi, all'interno del prossimo gameplay. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Mi dispiace di essere stato un pochettino frettoloso, anzi un po' zitto anche durante questo gameplay, perché mi sono concentrato molto a capire come andava la situazione. So che nella mia città ci sono ancora tante imperfezioni, però grazie ai vostri commenti e ai vostri aiuti cercherò ovviamente di migliorare. Ci becchiamo nel prossimo gameplay. Ciao a tutti.